Bene, non c'è nessun altro che vuole testimoniare? Leggiamo la Bibbia? Gloria al Signore. Leggeremo in Atti degli Apostoli, libro degli Atti, dopo i Vangeli abbiamo questo libro. Atti capitolo 3. Atti capitolo 3 dal primo verso. Gloria a Dio, amen. L'avete trovato, eventualmente c'è proiettata la parola lì sullo schermo. Inizio la lettura. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona e si portava un certo uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del Tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su lui, disse: «Guarda noi». Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. In quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si rafforzarono. E con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando e saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio. E lo riconoscevano per quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio. E furono ripieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era avvenuto. E mentre egli teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo, attonito, accorse a loro al portico detto di Salomone. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, e poi la storia continua, e poi leggeremo questo discorso di Pietro. Gloria al Signore. Bel testo. Atti degli Apostoli, o Fatti degli Apostoli. È un libro scritto dal medico Luca, sapete, e descrive proprio come comincia a camminare la Chiesa. Fattivamente, in modo concreto, come gli Apostoli si sono adoperati per quel mandato ricevuto da Gesù, che ancora oggi è valido. Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Amen? Amen. Chi avrà creduto sarà stato battezzato, sarà salvato. Ma voi andate per tutto il mondo a diffondere, a predicare l'Evangelo. E iniziarono a fare piccoli servizi, no? Nel servizio del Regno dei Cieli. E qui leggiamo che Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona. Il primo servizio è frequentare la Chiesa. Amen. Primo servizio. Una terminologia che si usava tanti anni fa, quando ero ragazzo, mi ricordo, quando ero bambino, non si diceva tanto anche andiamo al culto, ma i miei nonni, mi ricordo, mia mamma anche, mi diceva andiamo al servizio. Sembrano termini innocui, no? Però oggi comprendo che avevano un peso molto forte. Andiamo al servizio. Quello del fare culto è un servizio a Dio. E gli apostoli, anche se erano apostoli e non ripieni di Spirito Santo, andavano al culto. C'era il culto di preghiera all'ora nona, significa alle 3 del pomeriggio, come si contava
all'epoca l'orologio, alle 3 del pomeriggio andavano in chiesa. Oggi alle 3 ci vediamo qui, fratelli e sorelle, preghiamo? Un solo amen. Non si guardava l'orario. Dopo pranzo, anche loro mangiavano l'ora di pranzo. Ma alle 3 del pomeriggio c'era un appuntamento. Gloria a Dio. Alleluia. Bisogna onorare il Signore. È vero, come credenti noi sentiamo il desiderio di onorare il Signore. Vai al servizio e onorerai il Signore. Amen. Alleluia, vedete? Poi vediamo che il Signore ci dà l'opportunità di operare nel suo nome, di fare altre cose per Lui, per la sua gloria, come è successo in questo episodio. Mentre andavano al Tempio all'ora 9, si portava un certo uomo zoppo fin dalla nascita e guarda caso, vedete, gli apostoli incontrano questo uomo zoppo che chiedeva l'elemosina in una delle porte d'ingresso del Tempio, la porta detta Bella. Era lì zoppo, lo tenevano lì, stai qui, noi entriamo dentro, tu stai qui, e quell'uomo stava lì per suscitare la misericordia, no? L'amore, dato che stai andando al servizio, quindi stai offrendo il tuo culto a Dio, io sono zoppo, mi darai qualcosa, no? Suscitava questo sentimento nelle persone, nei fedeli che entravano, ma incontra gli apostoli. Gloria a Dio, buon per lui, Incontra uomini di Dio, servitori di Dio. Alleluia, che non rimangono indifferenti, ma si fermano e rivolgono a lui una parola: guardaci. E mi guardavo, sperando di ricevere anche da questi uomini che non conosceva la sua parte di elemosina, no? Mi darai qualcosa, ti guardo. Ma quale fu il ragionamento di Pietro? Dice: guarda, io oro e argento non ne ho, non posso darti monete, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù il Nazareno. Alzati e cammina. Gloria a Dio. Pietro e Giovanni non avevano monete, non erano ricchi, ma avevano un altro tipo di ricchezza. La ricchezza che viene dallo Spirito del Signore. Amen? Avevano ricevuto qualcosa. Alleluia. Quello che avevano ricevuto non lo tenevano per se stessi, ma erano pronti a trafficare quello che avevano ricevuto. Gloria a Dio. Perché Dio ci ha chiamati nella Chiesa e come Chiesa in questo mondo a trafficare quello che abbiamo ricevuto. Amen. Gloria al Signore. Quello che ho, io te lo do. E noi dobbiamo dare, nel territorio qui dove ci troviamo, dobbiamo dare. Alleluia. Che cosa dobbiamo dare? Assistenza per quello che si può fare umanamente, quello che possiamo fare. Gloria a Dio, nel nostro piccolo, anche se possiamo, e siamo in grado. Ma se non siamo in grado, siamo comunque in grado di dare qualcosa di molto più importante. È vero? Quello che abbiamo ricevuto. E noi abbiamo ricevuto da Dio qualcosa. Amen? Alleluia, abbiamo ricevuto autorità. Di poter dire nel nome di Gesù, ti prego, Dio, guariscilo. Amen? Amen. Alleluia, abbiamo ricevuto da Dio l'autorità di pregare per gli ammalati. Amen. E ancora oggi possiamo affermare: Dio guarisce. Amen. Gesù guarisce. Amen. Lo Spirito Santo interviene. Amen. Alleluia. E la Chiesa del Signore è in questo territorio per poter portare il beneficio che viene da Dio. Amen. Dio ci ha dato un compito come Chiesa, come credenti. La Chiesa è la luce e il sostegno della verità. Amen.
La Chiesa diffonde il messaggio del Vangelo. Amen. I credenti devono dire, possono dire: guardami, guardaci, perché noi serviamo l'Iddio vivente. Guardaci. Il mondo ha bisogno di guardarti, di guardarmi. Amen. Affinché possa dire: veramente, in questo mondo così perverso c'è qualcuno che onora, serve e ama Dio. Amen. E noi vogliamo essere di questi. Vogliamo servire il Signore con coerenza. Amen. Non ci deve bastare la frequenza domenicale. Oltre c'è quella anche settimanale. Amen. Oltre c'è un servizio che possiamo fare per il Signore in modo personale. Dio ti darà gli incontri giusti da fare. Quando ci svegliamo la mattina: Signore, ti prego, fammi incontrare qualcuno per parlare di te. Forse qualcuno che è nel bisogno, Signore, sì, fammelo incontrare, affinché possa dare a lei o a lui una parola di speranza, la tua parola, Signore, affinché possa pregare per lui, affinché tu possa intervenire e affinché tutta la gloria sia per te, Signore. Amen. Alleluia. Che bello. Oro e argento io non ne ho. Alleluia. Ma quello che ho te lo do. Te lo do volentieri. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. Alleluia. E Dio l'ha guarito. Gesù è intervenuto, lo prese per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante abbiamo letto, io credo nella parola di Dio, leggiamo che le piante e le caviglie dei piedi gli si rafforzarono. Gloria a Dio. Entrarono tutti nel Tempio, quell'uomo saltellando, gioioso, tutti e tre gioiosi lodavano Dio. Amen. Amen. Alleluia. Quelli che erano in chiesa, nella sinagoga, videro questi tre uomini lodare Dio. Furono contagiati dalla gioia, vero? E poi riconobbero quell'uomo. Quello non è lo zoppo che sta dietro, che non entra mai perché nessuno lo fa entrare, ma sta dietro a chiedere l'elemosina. Non è più zoppo. Gloria a Dio. Alleluia. Dobbiamo dare gloria a Dio. Possiamo dare gloria a Dio. Amen. Vogliamo contagiare tutti nella gioia del Signore. Amen. Alleluia, perché tutto può fare il Signore. Non c'è nulla che il Signore non possa fare. Alleluia. E con quella gioia, con quell'atmosfera, vedete, Pietro poi fa un discorso a tutti quelli che erano lì nella sinagoga, leggendo i versi seguenti, no? Approfitta del momento, vedete, si va per dare gloria a Dio. Chi l'avrebbe mai pensato che lì incontravi, magari erano entrati altre volte da altre porte, perché il Tempio era grande, diverse porte c'erano, no? In quella porta lì mettevano quello zoppo, lo incontrano, Dio fa un miracolo, sfruttano quel miracolo per parlare ancora e annunciare l'Evangelo. Vedete come il Signore apre le porte? Amen? Alleluia. E Pietro predica e fa una bella predica. Gloria a Dio. E vogliamo leggerla insieme dal versetto 12. E Pietro, visto ciò, considerò la possibilità, l'opportunità. Amen? Perché Amen. Dio ci dà anche intelligenza. Fratelli, non è sempre opportuno parlare del Signore, sapete? A volte non è il caso. Ma se il Signore ci apre la porta, noi vogliamo comprenderlo e vogliamo parlare del Signore. Vogliamo approfittare. Amen? Amen. Alleluia. C'è uno spiraglio. Gloria a Dio. Parlerò di Gesù. Amen? A volte non è il caso. Dio ci dia intelligenza. Amen? Ma vogliamo dire, Signore, dacci le opportunità. E Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? O perché fissate gli occhi su noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Vedete, l'uomo di Dio dà sempre gloria a Dio.
Perché ci guardate? No, non dovete guardare noi, come se fossimo stati noi. È stato il Signore a guarirlo. Perché vi meravigliate? Questo è un luogo di culto, si prega, amen. Si chiede l'intervento di Dio. Perché vi meravigliate? Alleluia! Gloria a Dio! Il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servitore Gesù, che voi metteste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare. Ma voi rinnegaste il santo e il giusto e chiedeste che vi fosse concesso un omicida. Questa è la predicazione, la verità. Sta dicendo cose sbagliate, Pietro? Sta raccontando e ricordando loro quello che era avvenuto, la verità. Alleluia. Uccideste il principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti. Di ciò noi siamo testimoni. Amen. Amen. E noi siamo testimoni della grazia di Dio, della potenza di Dio. Amen. Perché ha toccato noi. Amen. Ci ha salvati. Alleluia. Ci ha salvati dalla morte eterna, dal peccato e dai suoi legami. Amen. Quindi abbiamo conosciuto, abbiamo sperimentato quanto è potente Dio e quanto è misericordioso. Abbiamo conosciuto la grazia di Cristo. Amen. Alleluia. E per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui. Questo lui è Gesù. Amen. Che gli ha dato questa perfetta guarigione alla presenza di voi tutti. E ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza, al pari dei vostri capi, ma quello che Dio aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli l'ha adempiuto in questa maniera. Ravvedetevi dunque. Amen? Quale deve essere il messaggio nostro verso chi non conosce Gesù? Ravvedetevi, riconoscete le vostre colpe, amen, i peccati. Ma io sono una brava persona, ma nei confronti di Dio come sei? Nei confronti degli uomini sarai pure considerato una brava persona, ma nei confronti di Dio qual è la tua posizione? Amen. Alleluia. Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. Gloria a Dio! Questa è la predicazione, vedete, da millenni, da più di 21 secoli. Gloria a Dio! Questa è la predicazione e mai cambierà questa predicazione. È la stessa parola. Amen. Gloria a Dio! Ravvedetevi affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio e che Egli vi mandi il Cristo che vi è stato designato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Nel suo annuncio della parola, Pietro parla anche del ritorno di Gesù. Come dire, ravvedetevi, quello che avete visto, questo miracolo ha fatto Gesù, e la fede in Gesù che ha operato per mezzo della nostra preghiera. Noi abbiamo pregato, abbiamo chiesto l'intervento a Cristo. Cristo è intervenuto e lo ha guarito. Ravvedetevi, perché Gesù ritornerà. Amen. Amen. Un giorno vedrai il Signore, lo vedrai in qualche modo, e ti sarà dato quello che ti spetta. Gloria a Dio, se hai accettato Gesù e hai operato bene, vita eterna. Amen. Se hai operato male, sofferenze eterne. Gloria a Dio. Questa è la verità, questa è la realtà. Gloria al Signore. Cita anche Mosè. Addirittura versetto 22 dice: Mosè infatti disse: il Signore Dio vi susciterà di fra i vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà, e avverrà che ogni anima alla quale non avrà ascoltato questo profeta sarà del tutto distrutta tra il popolo. Alleluia. Tutti i profeti da Samuele in poi, quanti hanno parlato, hanno anch'essi annunciato questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo: e nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. Amen.
Amen. Quando parla della discendenza di Abramo, parla di Cristo Gesù. Cristo discende anche da Abramo. Amen. Dalla tua discendenza saranno benedetti tutti i popoli della terra. Non solo Israele, amen, ma anche noi che siamo l'Israele spirituale. L'innesto, cioè coloro i quali Dio ha adottato. Amen. E dei due popoli Lui ne ha fatto uno solo. E ci sarà un solo popolo, un solo gregge e un solo pastore. Amen. Gloria al Signore. A voi per primi Dio, dopo aver suscitato il suo servitore, l'ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue vie malvagie. Questo è quello che ancora oggi noi siamo chiamati a dire. Amen. A coloro che stanno ai margini, a coloro che stanno fuori il Tempio o nella grazia di Dio. Amen. A coloro che si accontentano dell'elemosina della vita, mentre potrebbero ricevere molto e molto di più dalla grazia di Dio. Amen. E come quello zoppo stava lì ai margini, così l'umanità sta in ginocchio di fronte al peccato, impossibilitato di potersi salvare. L'umanità non si può salvare da sola. Dio ha provveduto salvezza per l'umanità. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliuolo, amen, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Amen. Gloria a Dio. E quindi, Signore, aiutaci a incontrare tanti zoppi, tante persone incapaci da soli hanno bisogno di guardare i figli di Dio che rivolgono proprio all'umanità questa parola di salvezza e che sono capaci di dire: io oro e argento non ne ho, ma quello che ho ricevuto da Dio, io te lo do nel nome di Gesù. Io ti prego, Gesù, guariscilo. Amen. Amen. Alleluia. La stessa autorità degli apostoli è per noi, è a nostra disposizione. Quindi vogliamo incoraggiarci. Amen. Amen. Alleluia. Serviamo il Signore con tutto il nostro cuore e con tutto l'impegno. C'è un versetto che volevo, per concludere, leggere in Ebrei capitolo 2. Ci parla, questo passo, di non trascurare la salvezza ricevuta. Amen. Noi vogliamo essere credenti attivi e pimpanti, o no? Amen. A me non mi piacciono quei credenti zitti, muti e solitari. No, quando si parla di Gesù, io devo sentire dentro di me quel fuoco che si accende. Fum! Gloria, quando sento gloria a Dio, oh gloria a Gesù, alleluia, mi viene di dare gloria a Dio. C'è qualcosa da fare? Sì, Signore, pronti, sono qui, cosa posso fare per te, Signore? Amen. 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 Questo fuoco deve venire da dentro di noi, non può trasmettertelo nessuno, ma dipende da te, da quanto hai dato al Signore. Hai dato tutta la tua vita al Signore o ancora devi dare la tua vita al Signore? Dobbiamo essere pimpanti e vivi in Cristo Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Quando c'è il culto, gloria a Dio, siamo qui per lodare il Signore. Non sono i morti che lodano Dio, ma noi viventi. Amen. I morti stanno zitti in silenzio, sono dei cadaveri. Gloria a Dio, ma noi siamo viventi e Cristo vive in noi. Amen. Amen. Alleluia. Ebrei capitolo 2, dal primo verso, notate lo scrittore degli Ebrei, che profondità, Perciò bisogna che ci atteniamo ancora di più alle cose udite, affinché non siamo portati via lontano da esse. Amen. 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 L'abbiamo capito? Non c'è bisogno di spiegarlo, vero? Perché se la parola pronunciata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione di disobbedienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Amen. Amen. Vedete, non è solo il principio. Oh, gloria a Dio, Signore, quel principio, quell'inizio, no? Gloria a Dio.
20 anni fa. Oh, gloria a Dio! Parlavi a tutti di Gesù, che gioia, vero? Era irrefrenabile quel parlare, non potevi contenerti, dovevi parlare per forza di Gesù. E in chiesa eri il primo a lodarsi, a testimoniare, 20 anni fa. Alleluia, ma passano gli anni, vero? E io ti dico, e oggi? È ancora come ieri, sì. Amen. E forse deve essere ancora di più di ieri. Amen. Più di ieri, amen. Amen. Più del primo giorno, ancora oggi in vista. Più passano gli anni e comprendo che incontrerò il Signore. Alleluia. E quindi più di quando ero giovane, amen. Più di quella prima volta. Gloria a Dio. Oh Signore, ti vedrò faccia a faccia, perdonami. Sempre, abbi pietà di me. Questa è la mia preghiera, quotidiana e incessante. Alleluia. Dammi grazia, Signore, di tagliare il traguardo della salvezza. Amen. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza, la quale dopo essere stata prima annunciata dal Signore ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con svariate opere potenti e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Amen. Amen. Alleluia, ancora oggi, Signore, abbiamo bisogno dei doni dello Spirito Santo. Amen. Alleluia, che la parola sia accompagnata da segni e prodigi. Amen. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Guarisci, Signore, questa mattina, Signore, grazie. nel nome di Gesù. Grazie. Amen. E noi vogliamo alzarci in piedi e pregare. Amen. 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 Alleluia.